Questa è la storia di Lendinara, ci troviamo in provincia di Rovigo. Viene citata per la prima volta nell'870 quando il veronese Umberto Cattaneo ottenne dall'impero carolingio la signoria sul paese, signoria che i suoi eredi manterranno per più di 4 secoli. Nell'XI secolo viene testimoniata la presenza di un castello, mura attorno a gran parte dell'abitato e al loro esterno il convento di San Biagio e la pieve di Santa Sofia, che diventerà poi il Duomo. Lendinara, grazie alla sua posizione tra i fiumi Adige e Adigetto, si trova ben collegata al territorio circostante e con terreni molto fertili. Ciò la porta a crescere rapidamente. Vengono costruite chiese e ville e si sviluppa un'organizzazione comunale rappresentata da un podestà dal 1225 e dotata nel 1321 del primo statuto del Polesine. Nel 1246 Lendinara venne distrutta da Ezzelino III Romano a causa dell'alleanza che il paese aveva stretto con i San Bonifacio. Nel 1283 i Padovani l'acquistano cedendola poco dopo agli Este. Nel 400 l'economia riparte e le arti fioriscono. In molti conventi del paese custodiscono opere e diffondono cultura. Qui nel 1425 nasce Lorenzo Canozzi, che diventerà uno dei più abili interseatori del secolo. Questo porta Lendinara ad aprire una grande scuola di artigiani del legno. Nel 1484, dopo la guerra di Ferrara e come il resto del Polesine, Lendinara viene conquistata dai veneziani e nel 1495 riceve il titolo di città. Nel 500 la città si allarga, vengono costruite molte case signorili e oratori, mentre nel 600, oltre che l'agricoltura, cresce anche l'industria della lana e il commercio di pelli. Molti edifici vengono ricostruiti e le strade e le piazze vengono lastricate. Nel 700 la città continua a rinnovarsi e grazie a reemergere l'arte e la lavorazione del legno e lo sviluppo della letteratura, Lendinara venne soprannominata l'Atene del Polesine. Con la caduta della Serenissima nel 1797, la città dominata prima dai francesi, poi dagli austriaci e del 1866 è entrata a far parte del Regno d'Italia, conosce una fase di pesante crisi economica che spinge parte della popolazione a emigrare in Brasile. L'economia migliora all'inizio del Novecento, grazie all'apertura di varie fabbriche e impianti industriali.